La quarta corsa è un confronto sul miglio per cavalli di 4 anni, sono 8 dietro l'autostart, questo lo schieramento di partenza: 1 Cari Balilla, 2 Camelot R, 3 Carabiniere Pell, 4 Cruso dei Greppi, 5 Cesare Augusto, 6 Cometa Petral, seconda linea 7 Caution S, 8 Casanova Adri. La scuderia fra testa e coda, Cari Balilla e Casanova Adri. I favori sono per Camelot R, numero 2, Rebecca Dami in sediolo. Alternativa principale Cruso dei Greppi e Casanova Adri. Macchina intanto che accelera, partenza, problemi per Cometa Petral, mentre lottano per il comando Camelot R che si avvantaggia, quindi è superato da Carabiniere Pell con all'esterno Cruso dei Greppi. Cruso dei Greppi non perde tempo, va subito all'attacco di Carabiniere Pell, dopo 250 metri si avvantaggia e in 300 perfeziona il sorpasso. Terza posizione per Camelot R, poi più indietro Cari Balilla che cerca di riportare sotto il gruppo, ancora Casanova Adri. Intanto primi 400 metri in 37 sul mio cronometro, 28,6 per ufficiale. Andiamo a vedere ora il passaggio davanti alle tribune. Dopo 600 metri continua a guidare Cruso dei Greppi nei confronti di Carabiniere Pell, ha spostato all'esterno Camelot R, al largo c'è anche Casanova Adri che copre Cari Balilla. Intanto 800 metri in 59,2 il chilometro, che è coperto in 13,9. Si mantiene in vantaggio Cruso dei Greppi all'esterno, ora prova ad attaccarlo Camelot R, andatura comunque sostenuta a 400 dalla conclusione, cerca di non perdere il contatto anche Carabiniere Pell, mentre all'esterno ha spostato Casanova Adri che prova la terza ruota. Intanto in vantaggio è sempre Cruso dei Greppi al completamento della numero 1 Cari curva Balilla, conclusiva, retta d'arrivo con in vantaggio Cruso dei Greppi. Sprinta bene a centropista Casanova Adri, finale con Cruso dei Greppi che vince su Casanova Adri, terzo posto per Camelot R, 1,14,1 il ragguaglio conclusivo con 34 a chiudere. Vittoria di testa per Cruso dei Greppi che Matteo Zaccherini porta al traguardo dopo aver preso la testa in 300 metri. Si afferma nettamente, finisce bene a centropista Casanova Adri che fa suo il secondo, mentre al terzo è Camelot R. Successo quindi per l'allievo di Adrian Gioni che fa M-Plane col secondo posto di Casanova Adri. Matteo Zaccherini in sediolo per conto del signor Davide Zanetti.